Margherita, dagli addetti ai lavori e dal DS Marco Patata arrivano i complimenti per una ottima partita oggi. Il risultato non premia la tenacia che oggi ha avuto il Vittorio Veneto rispetto alla partita di domenica sicuramente, però c'è sempre da migliorare e da costruire gioco e vittorie anche dopo oggi. Sì, noi il primo tempo partiamo molto forte, molto bene, infatti è arrivato il gol, abbiamo corso tanto, purtroppo il secondo tempo molliamo sempre, infatti si è visto domenica scorsa e si è visto oggi, peccato perché è una partita che si poteva anche vincere. Però sinceramente rispetto alla partita di domenica c'è stato un atteggiamento sicuramente diverso. Sì, c'è stato un atteggiamento diverso, ma ripeto, il primo tempo, il secondo, secondo me, c'è stato proprio anche un calo sia fisico che mentale e bisogna lavorare su questo, secondo me. Sentendo il mister che sentiamo poi nell'intervista ha detto c'è da migliorare nel primo tempo ancora, però secondo lui non è una questione fisica magari ma di testa. Sì, ma sicuramente anche mentale, comunque c'è da lavorarci su perché sono partite che è un peccato buttare via e non siamo state da meno del Pro San Bonifacio, ma secondo me è una partita che si poteva portare a casa senza problemi. Infatti si poteva chiudere magari come ha detto il mister nel primo tempo. Sì, abbiamo sbagliato un po' di cose il primo tempo che purtroppo abbiamo pagato il secondo, perché il secondo tempo proprio abbiamo fatto fatica anche proprio ad arrivare in porta, infatti mi sembra che abbiamo calciato 2 volte e niente, peccato. Comunque rimani tra le migliori in campo oggi per quanto riguarda il Vittorio Veneto. Domenica c'è un'altra partita, ovviamente come si affronterà, e c'è sempre, come abbiamo detto, da migliorare. Sì, niente, noi dobbiamo andare avanti, abbiamo ancora tante partite, quindi non dobbiamo abbatterci, insomma, bisogna ripensare agli errori e la prossima partita ovviamente andiamo in campo tranquille cercando di prendere i nostri 3 punti. Allora siamo con Rossella Cavallini, complimenti per il 2-1 e il 3-1 poi finale, ha vinto il San Bonifacio, in questo momento il San Bonifacio è la squadra migliore, lo dice anche la classifica. Sì, siamo contenti, abbiamo fatto una bella partita, è stata una partita combattuta, comunque complimenti al Vittorio Veneto che è veramente una bella squadra, ostica, è stata dura, però insomma noi ci godiamo questa vittoria. Come hai trovato quella magia? Perché si tratta di una magia alla fine, quel gol del 2-1. No, beh, il 2-1 è più una bella palla in verticale, il 3-1 è venuta bene. Allora adesso si prosegue in campionato che al momento vi vede in testa, avete battuto il Castelvecchio, avete battuto il Vittorio Veneto oggi, come andrà a finire? Manca ancora 5 Beh, del giorno dell'andata, scusa. Beh, insomma, il campionato è ancora lungo, siamo 16 squadre, quindi è lungo, ci sono tante cose e noi vogliamo arrivare tra le prime 3 e quindi continuiamo partita dopo partita, sempre così, sperando di fare sempre bene, insomma. Oggi statisticamente, aperta parentesi, c'è stato il primo gol subito in casa. Sì, noi ci siamo un attimo, abbiamo avuto una disattenzione e Vittorio è stato bravo a infilarsi e brave loro. Mister, sicuramente una partita diversa rispetto a quella di domenica per quanto riguarda l'atteggiamento. È stato superiore San Bonifacio? Domanda. Sì, diciamo che poi vedendo un attimo il risultato uno può dire anche questo, quello che pensi te. Secondo me abbiamo fatto veramente una buona prima parte di gara. Questo non si mette certamente in dubbio, mister. No, nel senso che abbiamo fatto una buona gara il primo tempo, forse potevamo essere anche qualcosa più cinici sotto porta, potevamo anche chiuderla. Poi hanno trovato un pareggio secondo me un po', adesso rivedremo le immagini, discutibile, non so se era al limite del fuorigioco, ma questo insomma è già andata. Poi sì, come hai detto te, forse la qualità degli avanti ha permesso loro poi di andare in vantaggio, poi noi ci siamo un po' scoperte per poter riprendere la partita in mano e abbiamo preso il terzo gol, insomma abbastanza fortunato per il San Bonifacio, sì, sinceramente. Però io dico che, come dicevi te, oggi il calcio è proprio questo, magari giochi male e pareggi, e oggi giochi molto meglio, sei in partita dal primo fino quasi alla fine e perdi, quindi accettiamo il verdetto del campo, poi credo non sia un disonore perdere con la prima in classifica,
Noi comunque abbiamo qualche rammarico perché, ripeto, potevamo chiuderla forse nel primo tempo o perlomeno andare su 2-0, però questo è il calcio e lo portiamo a casa. C'è qualcosa, perché guardando le statistiche dicono che il Vittorio Veneto segna, fa bene nel primo tempo, nel secondo magari si perde un attimo. In questo momento magari può dire questo il campo. C'è qualcosa da migliorare nel secondo tempo? Ma c'è sempre da migliorare, io parto da questo presupposto. Poi è vero che il primo tempo noi siamo andati a 1000, quindi un po' abbiamo concesso nel secondo tempo, ma questo è anche naturale, fisiologico. Ripeto, se tu il primo tempo dai quasi tutto e poi tenti di giocare nel loro metacampo come abbiamo tentato, non le hai mai fatte ripartire, sono state veramente corte e anche brave a accorciare, per forza di cose poi le energie nel secondo tempo veramente ti vengono un po' a mancare. È chiaro che però, insomma, se vuoi essere lì davanti dobbiamo migliorare anche sotto questo aspetto, sicuramente. Mancano tantissime ancora. Come bisogna affrontarle verso la fine di questo lungo campionato? Sì, con la massima serenità, come cerchiamo un attimo di infondere in settimana a queste ragazze, perché hanno grossissime capacità. Questo credo possa essere un punto di partenza per partire già da domenica prossima con un altro piglio, perché insomma usciamo veramente battute nel risultato, ma comunque ci dà coraggio e fiducia, perché abbiamo fatto, secondo il mio avviso, una buona gara. No, ma anche dagli spalti inizia si vedeva questo. Sì, bene, questo fa sempre piacere che i tifosi poi il lavoro della settimana, ma ripeto, poi sono quelle cose che ti danno comunque fiducia, perché magari perdi e giochi bene, e quindi purtroppo ci portiamo a casa questo risultato. Il campo ha detto questo, noi comunque andiamo a casa con consapevolezza maggiore, perché se partiamo da questi errori noi possiamo comunque solo che migliorare. Siamo con mister Dalla Posta. Mister, in questo momento la classifica e la giornata di oggi dice che il San Bonifacio è la squadra più forte. Sì, oggi per noi era un test importante, affrontavamo sicuramente una grande squadra. Domenica scorsa abbiamo incontrato il Castelvecchio, erano due test molto molto importanti per noi per capire la nostra forza, e diciamo che le ragazze li hanno superati a pieni voti. Esattamente, proprio pieni voti. L'unica pecca magari nel primo tempo, dove il San Bonifacio ha subito il primo gol in campionato qui in casa. Poi però diciamo un po' stupito questo San Bonifacio, perché non riusciva magari a reagire alle folate del Vittorio Veneto nel primo tempo. Poi nella ripresa c'è stato tutto un altro San Bonifacio. Sì, loro ci hanno un po' messo in difficoltà col loro modulo, perché non mi aspettavo che giocassero con due centrali, un centrale e mezzo abbastanza alti e gli esterni molto molto alti. Questo ci hanno un po' frenato nelle incursioni esterne. Noi però abbiamo preferito non snaturalizzarsi e abbiamo continuato con il nostro modulo. Ci è voluto un po' di pazienza, però alla lunga siamo venuti fuori. E poi difatti ha dilegato nel secondo tempo. Esatto, nel secondo tempo siamo riusciti a colpire, direi, in modo perfetto. Sì. Dove arriverà questo San Bonifacio in vista anche di un campionato difficile per tutte quante? Non lo so dove arriverà, noi giochiamo domenica dopo domenica, adesso l'obiettivo è quello di rimanere nelle prime tre e quindi cerchiamo di mantenere la Serie B, questo è il nostro obiettivo. Dopo, se verrà qualcosa in più, lo porteremo più avanti. Complimenti ancora mister e grazie e buon campionato. Grazie a lei, saluti.